Euroregione News. Al vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ho chiesto, nell'ambito dell'Euroregione, con leggi completamente diverse che regolano il mondo del lavoro, con questa concorrenza, che fine faremo noi? La fine che faremo è che se tutti gli altri usano quello che può venire utile dall'Europa e ce lo usano contro, devo dire gli altri fanno bene. Purtroppo siamo noi che continuiamo a subire e a prendere delle regole assurde che limitano il nostro commercio, la nostra produttività, e in più c'è qualcuno che non viene neanche più invitato come Renzi ai vertici fra Hollande e la Merkel, cornuti e mazziati. Il 4 dicembre ci sarà il referendum costituzionale per le modifiche Renzi-Boschi. Se passerà l'abolizione del Senato, Roberto Calderoli cosa farà in futuro? Guardi, io probabilmente andrò in pensione, non perché hanno abolito il Senato, perché comunque il referendum perderanno, non perché non c'è da abolire il Senato. Non c'era da ridurre il numero dei parlamentari, c'era da chiuderlo il Senato e sarebbe stata una decisione più coraggiosa e forse anche più utile per il Paese, probabilmente. Il problema è un problema di democrazia, non si può consegnare il Paese nelle mani di un Renzi oppure di un Grillo, non funziona così, il ventennio l'abbiamo già vissuto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.